Sfida a salvezza a Cornigliano tra la Genova Calcio e l'Athletic Club Albaro. Sul prato verde dell'Italo Ferrando si affrontano le formazioni allenate da Fabio Carletti e Alberto Mariani. Direzione di gara affidata all'aretino Andrea Norci. Primo tempo per lunghi tratti noioso. Ad animare la partita ci pensa Riggio col suo sinistro da fuori che sibila alla sinistra del palo. Alla mezz'ora si fa vedere in avanti la squadra ospite con D'Arrigo, ma il suo tiro è facilmente intercettato da Dondero. 3 minuti più tardi, clamorosa occasione per la Genova Calcio. Lepera apparecchia per Brunozzi. Il suo destro si stampa però sul palo e torna in gioco. Termina così la prima frazione. Nel secondo tempo l'Athletic si complica la vita al 63esimo quando Gaspari, già ammonito, riceve il secondo cartellino giallo per questo fallo a centrocampo. Partita ancora più in salita per gli albarini che già in 10 uomini perdono anche il proprio attaccante Lobascio per un brutto infortunio al ginocchio. La Genova Calcio sfrutta la superiorità numerica e trova il vantaggio meritato con Lepera. Sul cross di Riggio la torre libera al tiro l'attaccante argentino che segna il più classico dei gol dell'ex trafiggendo un incolpevole Bartoletti. I padroni di casa premono sull'acceleratore alla ricerca del raddoppio. Prima Völger non trova la porta per questioni di centimetri, poi Oliveri non capitalizza un bel suggerimento di Fernandes con Bartoletti attento. Lo stesso portiere prodigioso all'89esimo ancora su Völger, ma non può nulla un minuto più tardi quando Oliveri scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Fernandes. 2-0 e partita virtualmente chiusa. Vittoria importantissima per la formazione di casa che al 94esimo trova anche la terza rete, la seconda per Fernandes che questa volta è servito alla perfezione da Gabbionetta. Finisce così, la Genova Calcio vince e raggiunge il Baiardo al quintultimo posto in classifica.